E abbiamo una richiesta da fare al Comune di avere finalmente un luogo di culto adatto, adatto come si deve per questa comunità che ha sempre collaborato, che ha sempre espresso il suo pensiero contro qualsiasi atto che mette in pericolo la società in cui viviamo. Incontriamo Sadmir Aglioschi a Marghera, davanti al Centro Culturale Islamico di Venezia e Provincia in via Monzani. Sono le 13, alla spicciolata i praticanti si avvicinano alla sala di preghiera non prima di aver provveduto al rito dell'abluzione di volto, mani e piedi. Sono le ultime giornate di Ramadan, il periodo sacro dei musulmani dedicato al digiuno, alla preghiera, alla meditazione e all'autodisciplina. Nel veneziano la comunità è cresciuta numericamente, i luoghi di preghiera non sono più consoni ad accogliere tutti. Chiedo alle autorità, chiedo al Comune di sedersi sul tavolo e finalmente arrivare a realizzare il sogno dei musulmani che ormai sono ben evidenti, non sono pochi ma sono circa 20.000 presenze. L'apertura alla comunità islamica rappresenterebbe la riappropriazione del glorioso passato di Venezia, antica porta d'Oriente, la ripresa di un dialogo per una convivenza basata su un'accoglienza scevra da pregiudizio e sospetto. Il neopresidente della comunità Aglioschi con il presidente onorario Amin Al-Adab non perdono la speranza. La fede li sorregge ed è forte nel Ramadan, il momento di condivisione e di unione come esempio di vita quotidiana e futura. Speriamo a breve futuro di incontrare il nostro sindaco che rappresenta anche noi da cittadini o non cittadini, da chi lo vota o non lo vota, ma ormai quando ha vinto rappresenta tutti e mi sento che rappresenta anche noi, ecco.